Stella, lavoro in Parker dal gennaio 2009, ho ricoperto vari ruoli all'interno dell'azienda partendo dalla pianificazione della produzione, passando poi attraverso il miglioramento continuo e adesso come value stream manager. Ho partecipato al corso di coaching leadership con l'ingegnere Alessandro Rubin, è un corso che mi ha aperto parecchie prospettive e mi ha incuriosito parecchio perché mi ha dato la possibilità di vedere le cose da un punto di vista diverso per quanto riguarda la comunicazione tra le parti interessate. Si passa dalla percezione della realtà alla discussione relativa alla realtà con dati oggettivi. Penso e ritengo sia un corso molto interessante e che possa aprire la possibilità a un buon sviluppo organizzativo se ben digerito dai candidati. Ciao, sono Antonio Barbato, lavoro in Parker dal 2006, fino al 31/3 ricoprivo il ruolo di Warehouse Logistic Manager. Ora dal 1° di aprile sono passato anche per mia esperienza personale con un nuovo ruolo di Manufacturing Manager. Spero che questa nuova avventura mi porti anche a crescere le mie competenze e le mie skill. Relativamente al corso che si sta portando avanti alla comunicazione, lo trovo ottimo per il semplice fatto che è quel passo che dobbiamo fare qui all'interno dell'azienda per cercare di migliorare, visto che il miglioramento continuo è una cosa che ogni giorno serve mettere in pratica per rimanere al passo con i tempi. Lo trovo interessante e anche da parte del docente che è bravo perché ti coinvolge nelle attività, nelle discussioni attorno al tavolo, sperando che tutto ciò porti determinati risultati per dare una svolta all'azienda e al clima che ad oggi c'è all'interno di noi. E comunque, l'ultimo punto, se la cosa verrà applicata in maniera come sono le prospettive, sicuramente ci porterà di buoni